Eccoci qua nel nostro angolo dedicato ai pensionati, dedicato a voi telespettatori, e questa settimana abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio, che ha voluto partecipare e raccontarci il suo caso, che per fortuna si è risolto bene, la signora Marisa, che viene da Casalserugo. Grazie di essere qui con noi, signora. Allora, ci racconti la sua vicenda. Lei è una pensionata? Sì, ho lavorato 13 anni e dopo ho messo giù 2 anni di volontari e a 60 sono andato in pensione. Quindi lei è stata a casa non senza lavorare un bel po' di tempo perché sì, ha seguito i figli? 42, cioè 42 anni che sono a casa, perché quando che sono in maternità di prima Fioia sono rimasta a casa. E non è più andata a lavorare, No. però prendeva che cosa? Cosa riceveva? C'era una pensione o qualcosa che le arrivava? No, a 60 anni. Niente. Cosa è successo? Ci racconti il suo caso. Un'amica mi dice: guarda che ti dà qualcosa, vai a vedere, vai. E io sono andata. Lei ha messo il tarlo, ha detto qualcosa, Sì. Andiamo a vedere. E sono andata a Casalserugo, dove c'è il centro anziani, che appunto e ora mi ha indicato di andare a fare fotocopie e tutto quello che serviva, e dopo non è più venuto, che sono andato al Binasego, dove c'è Gigi. Che sarebbe lo SPCGL? Sì. La sede dello SPCGL. E allora mi ha detto che appunto da avere dei soldi, e difatti così. Lei non se l'aspettava? Ah no? Quanti soldi riuscite a recuperare? È un bel grosso. Tanti, migliaia di euro, possiamo dirlo, migliaia, sì. perché però fa impressione, però sono migliaia di euro che lei è riuscita a recuperare. Se l'aspettava? No, per niente. È stata contenta? Sì. Cosa si sente di consigliare a questo punto a chi è nella sua situazione? Perché ci saranno tante signore che magari hanno fatto la sua scelta, hanno prima lavorato, poi sono state a casa per seguire la famiglia, per seguire anche magari persone anziane, i loro stessi genitori, figli, abituate a non avere nulla e nulla si aspettano di avere. Certo. Quindi è meglio andare a farsi controllare la pensione? Certo. O la non pensione? Allora, lei ha dovuto portare dei documenti quando è andata allo SPCGL? Sì, carta d'identità, tutto quello che serviva. Dopo vediamo che cosa serve di preciso, perché comunque è per dare un aiuto anche a chi è nella sua situazione. Allora signora, cosa vorrebbe dire come un consiglio a una sua amica? Che va anche loro al CGL, che appunto si informa che... Di non far passare tanto tempo. Sì. Perché questo è importante, vero? Quanto tempo era passato da quanti anni è riuscita a recuperare lei? 5 anni. 5 anni. Allora, abbiamo già parlato dei 5 anni, non è un caso, adesso lo ribadiremo. Grazie signora. E sono felice per lei, quindi tanti auguri. Grazie molte. Lasciamo lo spazio invece a Maria Pissarello, quindi la signora si accomoda, viene Maria Pissarello qui, prego Maria, che così ci aiuti a comprendere meglio la situazione. Perché? Perché abbiamo alcuni aspetti interessanti. Ben arrivata. Buonasera. Allora, innanzitutto, documenti che bisogna portare, che la signora Marisa ha portato, quali sono? Secondo, perché 5 anni? E che cosa, come può nascere questo tarlo, che per fortuna la signora Marisa qualcuno ha indotto, però non è detto che venga, perché una persona che appunto non ha lavorato pochi anni, dice magari non hanno maturato proprio niente, questa è l'idea, no? Esatto, intanto perché 5 anni? 5 anni perché è il massimo che adesso con la legge attuale si può ottenere come arretrati. Cioè se la signora, per curiosità, se fosse accorta un po' prima avrebbe recuperato qualcosa in più? Adesso bisogna vedere da quando era scattato il diritto per la signora ad avere l'integrazione al trattamento minimo. È certo che fino al 2010 nel 2010 ci sono state parecchie leggi che hanno intaccato le regole della previdenza, e nel 2010 è stata fatta una legge che ha dimezzato i tempi della prescrizione per avere gli arretrati, ecco, per essere semplici. Una volta si potevano ottenere fino a 10 anni indietro di arretrati, adesso invece gli anni indietro da poter rivendicare, no, l'assegno, l'arretrato da poter rivendicare è limitato a 5 anni. Sui documenti, l'unico documento che è stato chiesto alla signora sicuramente sono gli unici documenti, il suo documento di identità e le denunce di redditi, perché lo vedremo adesso.
Il diritto all'integrazione al trattamento minimo è strettamente legato al reddito che si possiede, al reddito proprio e al reddito coniugale naturalmente. La signora è un esempio di persona che ha lavorato il minimo che una volta, lo ricordo, era 15 anni fino al 92, poi adesso attualmente il minimo per poi ottenere la pensione di vecchiaia è di 20 anni. La signora ha potuto andare in pensione con 60 anni, una volta le donne andavano in pensione prima, adesso purtroppo le donne un bel po'. sono quasi equiparate, insomma diciamo che le donne del pubblico impiego vanno in pensione con gli stessi anni degli uomini, cioè i 66 anni e 7 mesi. Donne e uomini del pubblico impiego, uomini del privato vanno tutti con quell'età. Le donne vanno leggermente prima, ma manca poco ormai, nel 2019 sarà tutto livellato. Non c'è più nessun riconoscimento alla specificità e anche al riconoscimento, no, del lavoro che le donne spesso fanno all'interno delle nostre famiglie, quei lavori silenziosi ma molto importanti, per esempio i lavori di cura, no, nei confronti non solo dei propri figli ma anche delle persone poi che diventano anziane e non autosufficienti. Allora, voglio capire, proprio per spiegare ai nostri telespettatori, che cos'è che ha recuperato la signora? Allora, la signora, grazie all'indagine, al controllo della sua pensione fatto dalla Lega SPI di Albignasego, dello SPI CGIL di Albignasego, ha recuperato l'integrazione al trattamento minimo di cui lei aveva diritto e in più anche, siccome poi erano passati gli anni, era andata avanti con l'età, ha recuperato anche la maggiorazione sociale che spetta sulla pensione. Quindi alla fine, insomma, ha avuto l'adeguamento della sua pensione e anche i 5 anni di arretrati. E stiamo parlando di bei soldi, perché sì, veramente sì. Tanti pensano che siano 100-200 euro, questa qualche è l'idea. migliaio di euro. Esatto, quindi questo deve mobilitare chi ha il dubbio a farsi fare un piccolo controllino. Esatto, no? Allora intanto diciamo cos'è questo trattamento minimo. È un minimo di pensione che è stabilito quest'anno e anche l'anno scorso, perché lo ricordo non c'è stato nessun aumento rispetto all'anno scorso delle pensioni. Il minimo di pensione sono 501 euro, 89, vabbè, ma insomma diciamo 500 euro è il minimo di pensione. Non c'è stato nessun aumento allora? No, dall'anno scorso no, ma lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte anche da questi microfoni. E quindi chi ha la pensione che è inferiore a questa cifra, ma io poi aggiungo, chi ha la pensione inferiore ai 630 euro si mette in allarme, passi dagli uffici dello SPI CGIL perché potrebbe, sto usando il condizionale, non tutti sono nelle condizioni di avere dei diritti, ma ce ne sono veramente tanti che potrebbero, come la signora Marisa prima, avere dei diritti che da oggi noi non chiameremo più inespressi, una volta li chiamavamo inespressi, adesso li voglio chiamare nascosti, li vogliamo chiamare diritti nascosti perché sono nascosti dietro a qualcosa. Perché li nascondono, lo dai. Lo SPI CGIL li scopre e poi insomma Allora il limite diceva 600 e quanto è? 630? 600 sì, se allora, la pensione allarme, sotto i 500 allarme massimo, come nel caso della signora Marisa. Allarme massimo, se sotto i 630 anche lì insomma è meglio farla controllare se si hanno sui 70 anni, sopra i 60 anni insomma di età, ecco, facciamo controllare la pensione. Allora, che cos'è l'integrazione al trattamento minimo? Intanto è una prestazione assistenziale che lo Stato dà. La differenza, no, tra i contributi, tra la pensione a cui la signora avrebbe avuto diritto in base ai contributi che aveva versato e il minimo, quella differenza là la paga lo Stato. È una prestazione assistenziale che dà lo Stato. Sono interessate le pensioni proprie, quelle di vecchiaia, di anzianità, ma anche le pensioni di reversibilità. Potrebbe essere che una signora ha anche una pensione già sua, ma ha una pensione di reversibilità sotto a questa cifra, o la sua o la reversibilità è sotto questa cifra, potrebbe avere diritto. Dopo con la tabella lo vedremo meglio e cercherò di essere chiara. E c'è una nota dolente però rispetto all'integrazione al trattamento minimo, perché
Purtroppo tutti quei giovani lavoratori, perché attualmente non sono ancora anziani, sono tutti quelli che hanno cominciato a versare i contributi dopo il 1° gennaio del 1996, che vanno in pensione col sistema puramente contributivo, tutti questi non avranno diritto all'integrazione al trattamento minimo. Quindi la pensione gli verrà conteggiata esattamente. Sul serio? Sì. Ma questa è per un'ingiustizia no, è un sociale. è un problema molto grande questo qua. La CGIL ha cercato, tuttora io spero insomma, che possa portare avanti questa sua idea di una pensione di garanzia un domani, proprio per questa tipologia di giovani. Ma perché prendono che meno? Oggi, no, ma che oggi soffrono della crisi, quindi fanno tutti quei lavori discontinui, a chiamata, lavoro intermittente, vengono pagati magari quei voucher, che è davvero una catastrofe essere pagati quei voucher. E un domani, se non raggiungono i 500 euro, non hanno diritto all'integrazione, al trattamento, perché non esiste più per questa tipologia, non esiste più. Esiste solo per le pensioni che sono già in essere, le pensioni miste. Ma questa non è una disparità di trattamento? Ma certamente che... Ma voi non state facendo nessuna azione? No, stiamo facendo. Ricordo che abbiamo il tavolo, finalmente abbiamo riaperto quel tavolo col governo, abbiamo portato a casa un qualcosa. No, da questo confronto non ne siamo sicuramente soddisfatti al 100% e ci sono ancora delle cose che sono da completare, ma quello che è importante è che questo tavolo continuerà nel tempo e noi speriamo veramente che uno dei punti, che è quello di una pensione di garanzia per coloro che sono andati al lavoro dopo il 1° gennaio 96, ci sarà per dare risposta insomma proprio alla tipologia di persone che dicevo prima. Allora, torniamo all'integrazione al trattamento minimo. Allora, anche qua, alla signora Marisa, sicuramente i miei colleghi di Albignasego, Gigi e i suoi collaboratori avranno chiesto di portare la denuncia dei redditi. E allora quali sono i redditi che bisogna considerare? Perché bisogna star dentro a un certo reddito, non bisogna essere ricchi per avere l'integrazione al trattamento minimo, tanto per capirci. E i redditi da considerare sono tutti quelli che sono assoggettabili all'IRPEF. Quali sono i redditi da escludere invece? Non fa reddito la casa di abitazione, quindi quella non fa reddito la pensione da integrare, quindi ci sono dei calcoli che poi i compagni sul territorio sanno fare benissimo. Non fanno reddito eventuali arretrati, non fanno reddito gli assegni familiari o l'assegno al nucleo familiare se viene pagato e non fa reddito nemmeno qui l'indennità di accompagnamento. Invece fanno reddito gli interessi invece da titoli di Stato, se una persona ha degli interessi, dei soldi BOT, CCT, BTP e via discorrendo. Allora, nelle pensioni, e adesso chiedo gentilmente alla regia se può mandare la tabella, ho portato la tabella al numero 5, è una tabella unica ma non so perché mi è questa volta con questo numero qua, eccolo qui. Esatto. L'importante è intanto vederla. E allora vorrei focalizzare, intanto questa tabella mi serve per dire che intanto fino all'83 se una persona aveva 2 pensioni, tutte e 2 inferiori al minimo, venivano integrate tutte e 2. Dall'83 in poi è cambiato tutto, nel corso degli anni sono cambiate tantissime cose, abbiamo sempre fatto passi indietro rispetto ai diritti dei pensionati. Sto vedendo. Perché? Per quelli che sono andati in pensione prima del 94 si considerava solo il reddito proprio, quello personale, non anche quello coniugale. Dal 94 in poi invece si considera anche il reddito coniugale, con delle distinzioni. Io adesso lascio stare le distinzioni perché poi naturalmente invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a venire nelle nostre non sedi. preoccuparsi a fare i calcoli, perché so che è difficile. Non preoccupatevi, però vi posso dire una cosa, state attenti perché cari pensionati e care pensionate che ci state ascoltando e vedendo, se avete un reddito personale, esclusa la pensione che sotto il minimo, quindi se avete una pensione che è sotto il minimo, sotto i 500 euro, e avete un reddito extra, personale, che arriva fino a 13.000 euro e coniugale vuol dire il vostro reddito più quello del vostro marito o della vostra moglie, inferiori ai 26.000 euro, guardate che avete il diritto ad avere l'integrazione al trattamento minimo. Quindi sono cifre
tutto sommato non sono cifre proprio basse. Quindi potete passare nei nostri uffici, noi vi facciamo il controllo, dovete portare logicamente non solo la denuncia di redditi ma anche se avete degli interessi, come vi dicevo prima, insomma noi dobbiamo fare tutta un controllo, una valutazione complessiva. Esatto, una valutazione complessiva. Una volta fatto il controllo, e il passaggio obbligato qual è? È quello di andare al patronato INCA CGIL, il nostro patronato, che vi fa una pratica che si chiama ricostituzione della pensione. È la pratica che è stata fatta anche alla nostra pensionata. Quindi non è la signora che deve farla, che no, vengono i capelli dritti. Facciamo tutto noi, non vi preoccupate, facciamo tutto noi. Questa pratica di ricostituzione della pensione è così che poi l'INPS vi riconosce l'integrazione, ma anche, se ne avete diritto, gli arretrati fino a un massimo di 5 anni. Logico che se avete maturato questo diritto, ecco, potrebbe essere successo, lo dico a chi ci ascolta, potrebbe essere successo per esempio che quando siete andati in pensione magari avevate anche altri redditi, o vostro marito lavorava e quindi aveva un reddito molto più alto rispetto a quello della pensione. All'epoca non avete fatto nessuna domanda e magari adesso invece con gli anni avete maturato questo diritto all'integrazione. Quindi passate dalle nostre sedi e noi vi faremo il controllo della pensione. Ah, eccolo qua, qui ci sono elencate le nostre 7 province, c'è il numero di telefono della sede SPI provinciale, al quale potete chiamare in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì e chiedere di indicarvi, se già non lo conoscete, però io spero, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che in tanti voi siate già iscritti allo SPI CGIL. Naturalmente, se non ne fate parte, no, ancora, entrate a far parte di questa nostra grande famiglia, lo SPI CGIL, perché ricordate che lo SPI cura i tuoi diritti, come è scritto qui nella nostra. No, ma c'è un'altra cosa che colgo l'occasione di pochissimi minuti di tempo, però siccome noi velocissimamente andiamo anche verso la fine dell'anno, che per chiedere poi eventuali integrazioni eccetera vanno in prescrizione se non si fanno in tempo utile, vero? Allora, anche l'adeguamento della pensione, c'è qualcosa che bisogna fare? C'è solo una cosa, ecco, brevissimamente. Per i pensionati che sono stati esclusi dalla rivalutazione della pensione negli anni 2012 e 2013, gli anni in cui la Fornero, tanto per capirci, aveva bloccato la rivalutazione delle pensioni superiore alle 3 volte il minimo, quindi superiori ai 1.500 euro mensili lordi. Ricordo che come posso dire, per poter beneficiare per intero di eventuali arretrati, se la Corte Costituzionale che noi abbiamo interessato emetterà una sentenza favorevole ai pensionati, ricordo di passare dalle nostre sedi perché devono interrompere i tempi della prescrizione mandando una raccomandata all'INPS, magari lo riprenderemo anche più avanti. Questo è fondamentale perché il tempo vola, esatto, quindi non c'è entro il tanto. 31 dicembre per le pensioni, insomma, che erano già in essere entro il 2011 e poi insomma c'è anche un po' più spazio, però passate dalle nostre sedi, noi abbiamo un facsimile di raccomandata, basta sottoscriverla, vi aiutiamo anche a compilarla e poi la spedite, insomma fate una raccomandata con ricevuta di ritorno e la spedite all'INPS. Perfetto, siamo arrivati al termine di questo spazio. Sì. Maria Pestarello, grazie anche alla signora Marisa che ci ha già lasciato, comunque ci ha aiutato ad affrontare un altro caso, uno dei tanti casi, perché veramente avete visto quanti risvolti ci possono essere. L'importante è stare attenti, non trascurare, non lasciare passare troppo tempo e farsi dare una controllatina, male non fa, perché poi quando si recuperano dei soldini, insomma, la cosa è rilevante. Restate con noi, dopo la pubblicità noi rientriamo in studio col nostro talk. A tra poco.